Azienda Notarbartolo, quali i suoi appunti al regolamento DEOR, quali le criticità che ci possono essere in questo regolamento? Secondo me questo regolamento non riesce a mediare gli interessi contrapposti, soprattutto in quella che è l'area del centro storico, tra il diritto degli esercenti, il legittimo interesse economico perseguito dagli esercenti e tutti i diritti che sono propri dei residenti, residenti che anche loro hanno investito per poter vivere in centro storico, che devono sopportare i costi che avere una casa antica comporta e che in qualche modo si vedono vivere in un posto della città assolutamente invivibile, dove il diritto alla quiete, alla salute, alla sicurezza sono del tutto negati. Io credo che bisogna riflettere e apportare quelle modifiche in modo che questi interessi contrapposti vengano giustamente mediati. Primo fra tutti, non è pensabile che fino alle 2 del mattino si possa concedere il DEOR a tutti i locali, anche durante la settimana, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Lei ha detto che non vuole un centro storico che sia quello del rum e pera a €1. L'amministrazione quale tipo di politica può attuare per valorizzare il nostro centro storico? In realtà, anche fosse soltanto ritornando a quello che dicevo, la questione degli orari, se chiudi a mezzanotte evidentemente è un target, da mezzanotte alle 2 il target a cui tu ambisci è tutt'altro, perché una persona che va a lavorare e si sveglia mattina presto ha grandi difficoltà alle 2 del mattino ogni sera a tornare, quindi insomma già anche quello fosse, e limitare quel tipo di offerta all'interno degli spazi, non all'esterno, che oggettivamente crea problemi e disagi gravissimi ed è incompatibile col vivere del centro storico. Io immagino però un'idea diversa, nel senso che proprio perché sono legittimi questi interessi e c'è una vitalità di questo tipo, spostarlo in altri luoghi, in tante città. Hanno investito a Barcellona, a Bilbao, hanno investito nei porti, cioè il porto, che è una zona scarsamente con poco carico urbanistico, con pochi residenti, diventa una zona ideale per fare quel tipo di movida, quel tipo di vita notturna, non sicuramente il centro storico. Quindi io immagino un regolamento che sia capace di disegnare futuro, non di tutelare e difendere posizioni acquisite.